Francesco Caria nuovamente a Pia Castagnari e Monti per la conta del coro per la prima volta mezzo sangue a Pia Castagnari. Ma io sinceramente a Pia Castagnari non me l'aspettavo, perché alla fine è una pista, è un ippodromino, dal momento che avevano dato l'occhio a Legnano di conseguenza pensavo che trascinava anche Pia Castagnari. Così non è stato e si sono dovuti cambiare i piani e ci sta dico. Due soggetti questa sera? Sì, se ne sono provati due. Non sono andati abbastanza bene. Una prima scammatura possiamo dirlo, no? Poi non è di fuori che si farà fare anche qualche altra prova o qualche altro cavallo. Lo chiedo a te come ai tuoi colleghi, la pista più o meno è sempre la solita, però soddisfatto? Rispetto all'anno scorso la vedo un po' più pesante e soprattutto in entrata e in uscita della curva di sotto, non quella della mossa, quell'altra. Quella lì, che poi è la prima che incontrate, quella lì. Sì, sia in entrata che in uscita, quindi essendo in entrata e in uscita proprio i cavalli che vanno a caricare e girare, ci sta che trovano qualche buca e ti fanno più. Cioè, è un consiglio tuo, di rivedere un attimino. Sì, casomai la fanno, se era possibile, di schiacciarla leggermente sia in entrata che in uscita di curva, che era un po' più compatta, tutto qua. Bene, per i prossimi giorni Francesco? Per i prossimi giorni intanto ora si può da fare? Sì, c'è parecchio da fare questo periodo, grazie a Dio fortunatamente. C'è da fare un po' di Sardegna domenica. Esatto. E poi Feltre, poi ne siamo preparati per Siena, vediamo cosa succede. Bene, in bocca al lupo, alla prossima per Castagnaro, grazie ancora. Grazie ciao. a te. Ciao. Coppi, capitano del coro, due novità per te, Mezzo Sangue e Francesco Caria. Sì, certo, prima novità Mezzi Sangue, purtroppo storia ormai ben nota a tutto il paese, dico purtroppo perché la nostra tradizione si è un po' allontanata da come è sempre stata la nostra storia. Francesco Caria, la novità, un rapporto che viene anche da abbastanza lontano, di fiducia, e c'è tutta la contrada che crede in lui. Senti, questa contrada chiede il palio, Davide, lo sai benissimo. No, vince, come dico sempre, difficilissimo. Certo, Intanto io quello che ho chiesto io è di onorare la casacca del coro, di correre per il coro. Lo dico sempre, non sempre è facile, però credo che Francesco abbia capito questa cosa qui, che metterà tutto quanto se stesso per provare a fare un buon palio, a essere competitivi. Ha due elementi stasera, innanzitutto due soggetti provati, uno della sua scuderia, l'altro nomi noti, no? Questo è Bonantolo da Clodia. Abbiamo fatto la prima prova anche per far vedere la pista ai cavalli, è una novità anche per questa, un po' per tutti, comunque sia un lavorettino leggero per iniziare un po' così la stagione del palio di Pia Castagnari. Quindi già ci preannunci? Sì, può darsi, sì, sicuramente si riproverà. Senti, ho appena chiesto qualcosa sulla pista, non è soddisfatto al 100%, però diciamo No, è abbastanza soddisfatto della pista, si aspettava più un terreno forse come l'anno scorso, comunque la pista hanno fatto un buon lavoro anche quest'anno l'amministrazione comunale, quindi considerando anche il momento un po' difficile. Delicato, con tutti questi incendi che hanno colpito Pia Castagnari, comunque hanno fatto un buon lavoro, un ottimo lavoro diciamo. Vabbè, altre date ufficiali non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Bene. Vediamo un po' un attimino tra gli impegni di tutti. Chiudo perché è cronaca, è già uscito sui giornali, insomma un po' di discussioni, questa è un po' nella norma, in quattro poi al piano si discute sempre, certo, si dice, bello no? così, se no, è bello anche così, questa decisione un po' salomonica che scontento accontenta tutti, non si è capito, il rettore ha usato nel giro, il rettore ha preso il regolamento e la lettera, insomma è andato avanti per quella strada. Vabbè, è giusto spiegare un attimino anche la posizione della contrada. Esatto, perché esattamente. Ci sono due lettere, no? So che sono state inviate due lettere, un po' di protesta da parte dei borghi. L'ho dato un'occhiata. Esatto. Vabbè, giustamente l'amaro può esserci da parte di tutti quanti. Io ti posso dire quello che è stato il percorso della nostra contrada. Esatto. Forse, anzi levando il forse, anch'io a febbraio, quando ancora non c'era forse la chiacchierata di questi mezzi sangue, non ero tanto intento nel cambiare qualcosa. Poi abbiamo avuto, dopo l'ufficialità, una bella assemblea incontrata in cui c'è stato un confronto tra grandi e giovani e è venuta fuori questa soluzione di proporre di togliere un giro per cercare di rendere il palio più competitivo, più bello, data la natura dei mezzo sangue che in Italia obiettivamente ogni palio è sempre diminuito al momento del cambio. Certo. Nel senso, io ci tengo a precisare che il coro non ha fatto nessuna forzatura, è stata una proposta che noi avremmo accettato col sorriso sia se rimaneva uguale sia se levavano un giro, alla fine nemmeno a noi ci ha accontentato. Infatti, non si è stato più una via di mezzo. Comunque sia,
io credo che la festa va avanti, tutti abbiamo voglia di fare il palio e alla fine si farà un gran palio. Sì, poi è una situazione di itinere perché c'ho ricorso al TAR, noi l'abbiamo raccontato in questi giorni, quindi per quest'anno però la situazione è questa. Sì. La speranza di tutti, credo, di tutte e quattro le contrarie, e ne sono convinto che abbiamo lavorato, ci abbiamo provato a lavorare, è quella di tornare a correre con il puro sangue per mantenere la tradizione del nostro palio. Quella è l'obiettivo, credo, primario a venire, dopo il 18 d'agosto. Bene, buon palio, grazie, Davide, Marco, ciao, grazie. Ciao.